Arriva a Vicenza alle 10:45 il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, prima visita ufficiale in Veneto. Ad accoglierlo le massime autorità cittadine e regionali, il Sindaco di Vicenza, Achille Variati, il Presidente della Regione Luca Zaia. Con loro 15 minuti di colloquio prima del suo ingresso nel Teatro Olimpico per la cerimonia ufficiale in ricordo dei 100 anni dalla nascita di Mariano Rumor, primo e unico Presidente del Consiglio vicentino tra gli anni 60 e 70. Un'occasione per entrare in contatto con varie realtà, il mondo della cultura e quello dell'economia. Sul teatro della Basilica Palladiana un faccia a faccia con gli industriali e le categorie economiche e uno scambio con Roberto Zuccato, presidente degli industriali veneti. Una visita che arriva in un momento delicato sul fronte del continuo arrivo di immigrati, con la regione impegnata a ribadire il suo no a un centro regionale che si scontra con le poche parole pronunciate dal presidente Mattarella. L'accoglienza necessaria. Difficile, complessa, necessaria, e occorre solidarietà e intelligenza, e sono le cose di cui il nostro Paese è capace di fare uso. Un tema affrontato anche con il presidente del Veneto, che con i cronisti si schermisce. Un accenno al volo, ma non aggiungo di più. Presidente Zaia che non accenna ad alcuna marcia indietro rispetto alla posizione ribadita da giorni e probabilmente spiegata al Presidente della Repubblica. Almeno il Presidente Mattarella ha potuto vedere dal vivo le nostre facce, vedere i nostri amministratori, i nostri imprenditori, i nostri cittadini e capire che qui non siamo dei selvaggi che si sono montati la testa, ma quando diciamo che abbiamo già troppi immigrati, ne abbiamo 42.000 senza lavoro, diciamo a ragion veduta che qui la pressione sociale è forte. Tra 24 ore a Roma, vertice sull'immigrazione. Dal Veneto il no resta fermo. Io ribadisco sempre il nostro no e continueremo a farlo anche domani al summit del Ministero degli Interni, dove sarò presente domani sera.